Sì, grazie Presidente. Allora, entro il 15 giugno di ogni anno le regioni devono pubblicare il calendario venatorio. Non sappiamo se il calendario venatorio è stato pubblicato o approvato, ma nel BUR ad oggi il calendario venatorio non è stato approvato. Questa interrogazione è stata fatta per ricordare alla Giunta regionale che in merito ai calendari venatori, che sono quegli strumenti amministrativi che decidono anno dopo anno quali specie rendere cacciabili, i periodi e quali no, fosse consapevole che l'Italia, a causa anche del Veneto, è attualmente sottoposta a una pre-procedura di infrazione. Si chiama il caso EU Pilot 6955 del 2014, perché in Veneto viene consentita la caccia a ben 18 specie in stato di conservazione sfavorevole. Quindi un record che è negativo, condiviso solo con la Regione Lombardia. Siccome la fauna selvatica è patrimonio disponibile dello Stato e la sua tutela viene garantita con delle norme internazionali, europee, statali e regionali, si chiede con questa interrogazione che cosa intende fare la Giunta regionale in merito a questa problematica, tant'è vero che sia l'anno scorso che quest'anno la Giunta è dovuta accorrere ai ripari per modificare il calendario venatorio in seguito a una diffida dello Stato, perché ad esempio aveva previsto la chiusura della caccia a determinate specie oltre i tempi consentiti dall'Unione Europea, che tutela i migratori soprattutto quando tornano nei luoghi di nidificazione e hanno già formato le coppie. Quindi volevo capire che cosa sta accadendo e se la Giunta potrà... Da parte del Sole Pan, prego. Buongiorno. In tema di regolamentazione del prelievo venatorio si assiste ormai da non pochi anni a un confronto di posizioni tra regioni ed ISPRA, confronto che verte soprattutto sulle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, avuto riguardo a un numero rilevante di specie migratrici ordinariamente cacciabili. Le regioni, e tra cui il Veneto, non contestano l'ineludibile salvaguardia imposta in primis a livello comunitario delle popolazioni oggetto di prelievo venatorio, prerequisito che postula tra le varie condizioni l'assenza di sovrapposizioni temporali tra il prelievo venatorio e la migrazione di ritorno ai siti di nidificazione. Ciò che le regioni, e tra cui il Veneto, non condividono sono le date suggerite dall'istituto di riferimento ISPRA nell'ambito dei pareri consultivi resi ai fini dell'approvazione dei calendari venatori. Date che pare non tengano in debito conto degli inevitabili margini temporali di tolleranza richiamati dalla stessa Commissione europea, cosiddette decade di sovrapposizione, nell'ambito della guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409 CE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Confronto che deve inoltre pervenire prima o poi a un chiarimento in ordine a talune incomprensibili difformità intracomunitarie tra regioni geografiche contermini. Si auspica quindi, anche al fine di sostenere una posizione interna unitaria nei confronti dell'Unione Europea, che possa procedersi a una revisione dei tempi di caccia contenuti nel documento Key Concepts, a tal fine avvalendosi di studi specifici che debbono essere realizzati non tanto dalle regioni quanto dall'ISPRA in adempimento delle proprie funzioni normative stabilite. L'obiettivo è quello di garantire la salvaguardia delle popolazioni di fauna migratrice oggetto di prelievo venatorio, senza tuttavia accettare acriticamente limitazioni che appaiono ingiustificate, coerentemente con la motivata posizione da tempo assunta dalla Giunta regionale nell'ambito dei provvedimenti che annualmente approvano il calendario venatorio regionale. Grazie. Grazie. Zanoni per la replica. Bravo Presidente, almeno di sapere se il calendario venatorio è stato approvato o meno e se ha tenuto conto di quanto è stato sollevato con questa interrogazione, che in realtà riporta le critiche che sono state mosse dalla Commissione europea, che ha il compito di verificare se i vari Stati membri e le loro regioni rispettano le normative europee. Ricordo tra l'altro che la direttiva Uccelli è del 1979, la prima direttiva europea in tema di ambiente,
ma non ho avuto risposta su questo, come Assessore non ha risposto su uno degli altri quesiti relativi ad esempio alla valutazione e incidenza della caccia sulle reti Natura 2000. Abbiamo delle aree tutelate dall'Unione Europea che dovrebbero essere tutelate con dei criteri più rigidi anche per quanto riguarda in particolare la fauna selvatica, tant'è vero che queste aree sono istituite anche in base alla direttiva Uccelli del 1979, ma anche per quanto riguarda questo aspetto risposte non ne sono arrivate. Ci sono stati appelli anche di associazioni ambientaliste presenti in tutta Italia, ad esempio per una specie che è in continuo declino, soprattutto in Lombardia e in Veneto come la lodola. Anche qui non ho avuto risposta, quindi sono del tutto insoddisfatto di questa risposta, anche se non sono sorpreso perché ormai la Regione Veneto può essere dichiarata una regione dove per quanto riguarda la tutela della fauna selvatica le norme valgono sempre meno e invece si va sempre a dare delle norme di manica larga per l'attività venatoria, soprattutto di coloro che si dedicano alla migratoria e Grazie. poco vogliono essere legati al territorio. Grazie.